economy right now. It's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. Mother so-and-so and a white fascist. Right, they said you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò io l'America, questo è il nostro appuntamento settimanale in cui cerchiamo di dare una lettura un po' più ragionata di quello che è avvenuto la settimana scorsa e possiamo cominciare subito con la notizia che ha sconvolto anche un po' il panorama occidentale, non solo l'Italia. Perché? Perché il presidente Donald Trump, l'avete sentito tutti, avete visto anche tutti il video della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha parlato di una premier che ha chiesto più volte le foto con il presidente americano. Tra l'altro negli Stati Uniti, ecco, vediamo anche una differente lettura a seconda poi delle varie testate. C'è chi, come Associated Press, come CBS, dà una lettura più polemica verso il presidente degli Stati Uniti, che ancora una volta mette davanti a sé il proprio carattere, la propria personalità, piuttosto che gli interessi internazionali anche degli americani. Perché? Perché come sapete, gli Stati Uniti, abbiamo parlato più volte, sono intenzionati ad avere una forte presenza per quanto riguarda ad esempio la Groenlandia, che comunque è una provincia autonoma, uno stato autonomo della Danimarca, che fa parte della NATO. Quindi per ottenere una forte presenza e controllare il commercio via mare, che come avete visto con lo stretto di Hormuz rimane comunque importantissimo nel 2026, ecco, è fondamentale quindi che vi sia un aiuto anche da parte del presidente per continuare queste politiche internazionali e non di trascendere in certi bisticci che rischierebbero di metterlo in difficoltà, sì, anche nella politica interna, perché lui è lo stesso presidente, Donald Trump, che tra l'altro ha dato molta importanza alla politica estera e a mostrarsi forte all'estero per comandare, tra virgolette, successo, obbedienza politica da parte dei suoi possibili alleati, e soprattutto questo ovviamente si lega anche tra l'altro alla visita di poco tempo fa con Marco Rubio, il segretario di Stato, che invece ha cercato tra l'altro di distendere gli animi, probabilmente immaginandosi anche future ripercussioni diplomatiche per quello che potrebbe succedere assolutamente a Cuba, nel proprio paese natale, e quello che succede comunque già adesso con le difficoltà che gli Stati Uniti hanno nel concludere l'affare, chiamiamolo così, in Medio Oriente, e anche per difendere il loro alleato Israele, una difficoltà che sembra sempre più evidente. Quindi speriamo che queste bizze, come anche le ha descritte il nostro direttore Giovanni Sallusti, finiscano, anche per continuare una partnership, un'unione fra questi due paesi che è molto importante, non solo per le esportazioni e le importazioni, ma anche culturalmente. Secondo invece Fox News dà una lettura, cioè vi ha una lettura un po' strana, possiamo dire, perché è molto complottista, se lo si vede dalla prospettiva sia americana sia italiana, ovvero che sia stata una querelle, quella fra l'imprenditore presidente Donald Trump con Giorgia Meloni, atta a far volare nei sondaggi proprio la stessa Meloni. Mi sembra più una lettura che
si confaccia più con la visione di Donald Trump, che lei sia in difficoltà nei sondaggi, anche perché per dare un appoggio a un alleato rischia di mettere ancora più in difficoltà la politica estera. La vedo una lettura molto, molto strana, ma vi sono anche queste direttamente dagli States. Parliamo anche, secondo proprio anche un editoriale di Fox News uscito proprio questa notte, di quanto sia importante per il Presidente degli Stati Uniti, anche per riallacciarsi alle tante letture, alle tante opinioni su questa tematica, quanto sia importante la propria personalità e la propria visione molto molto personale sulla propria persona per quanto riguarda le politiche internazionali del Presidente. Parliamo tra l'altro non solo per quanto riguarda l'Italia, ma parliamo anche di Iran. Ricorderete quanto Trump abbia messo in evidenza la distanza diplomatica fra Stati Uniti e Italia proprio su questo tema, perché l'Italia non si era prodigata in azioni offensive nel voler ospitare le basi militari americane, ma quelle vi sono già sul territorio, ma per proseguire l'attacco contro lo Stato nemico dell'Iran, anche perché ovviamente fa parte della nostra Costituzione il nostro ripudio alla guerra anche come mezzo di offesa. Parliamo anche di Stati Uniti che con Donald Trump stanno cercando di mettere finalmente su questo tema, perché ne parliamo da tante settimane, gli accordi per quanto riguarda l'Iran. Ecco, parliamo anche di una presidenza che quindi è sempre attiva per quanto riguarda il fronte internazionale, con un J.D. Vance che tra l'altro è partito per i colloqui, per gli incontri con l'establishment iraniano in Svizzera, proprio per parlare di questi accordi fondamentali per la pace, o perlomeno per una tregua. Si spera una pace, ma a essere cinici, una tregua perlomeno in Medio Oriente. Quindi in un contesto così complicato, anche con le difficoltà che il Presidente degli Stati Uniti ha nella politica interna per quanto riguarda ovviamente la ricerca di un appoggio per quanto riguarda gli elettori, con le elezioni del medio termine alla fine di quest'anno. Direi che fare la guerra ai propri alleati non è la mossa più corretta, ma ad esempio potrebbe cambiare perlomeno per quanto riguarda la politica estera una situazione per quanto riguarda poi anche gli alleati. Perché? Perché il partito che in questo momento il Presidente degli Stati Uniti appoggia in Colombia sembra che sia avanti per quanto riguarda i sondaggi e nelle recenti elezioni sembra che abbia proprio schiacciato i candidati legati di più ai cartelli della droga. Una situazione in Colombia molto complicata anche per quanto riguarda, come nel stesso Venezuela, il commercio di sostanze stupefacenti, risorse naturali ovviamente, e sarebbe un ulteriore passo importante dopo Venezuela, Argentina e il Brasile quando vi era Bolsonaro, nella possibilità per gli Stati Uniti di Trump di controllare perlomeno politicamente ancora di più un continente sudamericano povero ma ricchissimo di tantissime risorse e materie prime. Parliamo anche di Stati Uniti che in questo momento continuano a concentrarsi sull'intelligenza artificiale, ad esempio. Ne abbiamo parlato più volte in questa rubrica, cercando sempre di dare un taglio
politico la questione più che tecnologico. Ecco, parliamo dell'azienda che ha contrastato, tra virgolette, che poi, come abbiamo analizzato in questa rubrica, non è neanche totalmente vero, un'azienda che ha tanti contratti col Pentagono e ha semplicemente rifiutato di utilizzare i propri software per modelli che richiedeva il Pentagono più aggressivi. Ecco, non è più considerato questi modelli, Anthropic, Claude, non sono più considerati problematiche a livello nazionale. Di sicurezza perché? Perché secondo molti analisti addirittura potevano facilmente anche rivelare il loro utilizzo pubblico da parte di tutti, da parte anche di potenze quindi straniere, rivelare la tecnologia su queste tecnologie che non solo gli Stati Uniti, ma anche la Cina, ma anche altri paesi stanno investendo in maniera importante. Ma andando avanti invece con le altre notizie, parliamo anche di un Pentagono che chiede 80 miliardi al Congresso proprio per la guerra in Iran, ma anche altre spese importanti. Parliamo di un report, tra l'altro, del Wall Street Journal, che è conservatore e che è più vicino ovviamente alle politiche repubblicane. In questo momento la guerra in Iran è costata circa 25 miliardi di dollari ed è anche una fino ad aprile, non si sa ancora ovviamente, oltre aprile ancora non vi sono dei dati chiari, vedremo poi in futuro anche per quanto riguarda le commissioni in Parlamento. Parliamo anche di un budget che è molto prioritario per gli Stati Uniti, anche perché si tratta forse degli ultimi mesi in cui i repubblicani hanno una maggioranza, per quanto sia risicata, al Congresso, e quindi anche di poter far passare certe leggi fondamentali per la politica internazionale trumpiana. Parliamo anche di Stati Uniti, tra l'altro, che con le elezioni di medio termine vedranno l'utilizzo ovviamente di macchine elettorali, di un utilizzo anche per quanto riguarda macchine elettorali informatiche, quindi che hanno bisogno di software. Ecco, vi è una problematica importante, un'esclusiva di Reuters, perché in questo momento non sono ancora pronte, quindi parliamo, attenzione, per ora un fastidio, vedremo, perché molte volte i piccoli fastidi sono dei germogli per magari qualche scandalo, per magari qualche informazione di più dietro le quinte per quanto riguarda gli Stati Uniti, anche se secondo gli studi proprio di funzionari legati alla Casa Bianca in questo momento confermano che non vi sono stati delle manipolazioni per quanto riguarda i voti, le votazioni e le elezioni passate. Trump si è pure espresso per quanto riguarda le elezioni di medio termine e le modalità di voto, perché secondo il Presidente degli Stati Uniti, tra l'altro, bisogna fermare l'utilizzo del voto per posta, il voto postale, proprio in Utah, che tra l'altro vede più del 90% di persone votare attraverso questo sistema. Attenzione quindi a queste anche qui su queste piccole grandi partite, su queste piccole grandi modalità di voto e altre questioni si gioca
la politica interna americana. Parliamo anche di diplomatici, rimanendo in politica internazionale, invece tornando all'estero, ma ritornando nel caldo Sud-America. Dei diplomatici americani in questo momento sono partiti in missione proprio in Sud America per cercare di coordinare un'organizzazione per quanto riguarda gli stati latino-americani e rischiano, attenzione, tra l'altro, di entrare in conflitto fra loro e in conflitto soprattutto con Leandro Rizzuto Jr., che è un funzionario vicino alla presidenza Trump, quindi ci sono anche bisticci all'interno della burocrazia americana. Parliamo anche, attenzione, di quello che sta avvenendo in Wisconsin. Perché? Perché la più grande moschea nel Wisconsin è stata in questo momento liberata, tra virgolette, dalla detenzione, ma si intende ovviamente che tutti i funzionari di questa moschea e anche il presidente, un americano originario della Palestina, sono stati liberati. Perché? Perché non sembra che in questo momento vi siano pericoli di fuga, anzi, secondo i funzionari addirittura sono stati bersagliati politicamente, quindi questa è una delle tante magagne. Si parla tra l'altro soprattutto di persecuzioni per quanto riguarda, nel suo caso, ma anche in altri, per aver parlato della Palestina, quindi vedremo anche su questo fronte. Con quest'ultima notizia il sottoscritto Matteo Desio vi saluta e vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti.